Passeggiando per Conegliano, la città di Giambattista Cima, e imboccando via 20 Settembre, un tempo detta Contrada Granda, ovvero la via principale dove oggi come allora si svolge il mercato, possiamo ammirare una successione ininterrotta di sontuosi palazzi che raccontano la millenaria storia di questa città. Tra essi sorge il Duomo, la cui facciata è insolitamente nascosta alla vista, poiché su di essa è addossato un portico, fin dal Medioevo luogo di accoglienza dei pellegrini. Sopra il porticato delle finestre in stile gotico si alternano ad affreschi cinquecenteschi che concorrono a definire Conegliano come urbs picta. Addentrandosi in un passaggio al lato del Duomo si trova una scalinata che porta alla Sala dei Battuti, introdotta dallo stemma con il gatto a 9 code, simbolo della confraternita stessa. Questa congregazione laica prende il nome dall'usanza dei suoi membri di autoflagellarsi. Erano votati alla Madonna e alla beneficenza tramite opere caritatevoli. La sala, che fungeva da loro sede e assemblea consiliare, è dotata di un soffitto ligneo a forma di chiglia, di nave rovesciata, ed è un vero gioiello di arte rinascimentale, grazie alla presenza di un ciclo affrescato con le storie della vita di Gesù, opera di Francesco da Milano, artista molto presente nel territorio. Le fonti iconografiche sono le xilografie della piccola e della grande Passione di Albrecht Dürer, che sottolineano l'aspetto tragico e umano degli episodi cristologici. Una parte del ciclo originale non è più esistente, in quanto una parete fu abbattuta per ampliare la sala, affidando la nuova decorazione con episodi biblici ed evangelici ad altri pittori come il Pozzo Serrato. Si può riconoscere tra i vari episodi la raffigurazione della Madonna che soccorre i battuti su una nave in balia delle onde, esplicito emblema della devozione alla Vergine da parte della confraternita. Una menzione la meritano anche i preziosi arazzi cinquecenteschi di manifattura fiamminga che adornano le pareti dell'attigua sala del capitolo. Lasciando questo luogo rimarranno al visitatore sensazioni di bellezza e spiritualità.